Non consentiremo che cali il sipario sulla vicenda aeroporto. Con queste parole il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, continua a tenere alta l'attenzione sulla necessità di realizzare uno scalo aeroportuale al servizio della Sicilia centro-meridionale. Se è vero, afferma Lamendola, che l'ENAC con la nota dello scorso mese di febbraio ha richiesto al Libero Consorzio una montagna di studi specialistici aggiuntivi, a nostro avviso davvero eccessivi per questa fase preliminare, finalizzata a inserire l'infrastruttura nella programmazione nazionale, è vero anche che con la stessa nota l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha finalmente ammesso l'idoneità dal punto di vista nanometrico e plani-altimetrico dell'area della Piana di Licata, che dovrebbe ospitare lo scalo aeroportuale agrigentino, facendo leva su queste considerazioni positive e sugli elaborati economici allegati allo studio di fattibilità dell'infrastruttura inviata dal Libero Consorzio all'ENAC nel marzo 2024, si rilevano di fatto le condizioni minime per l'inserimento dello scalo agrigentino nel piano nazionale degli aeroporti. Puntare in ogni caso a uno scalo aeroportuale satellite su Punta Raisi. Siamo sempre più convinti, continua il presidente degli Architetti, di questa opportunità. In tal modo lo scalo agrigentino, così come quello di Birgi, potrebbe alimentare il polo occidentale dell'isola che farebbe capo a Palermo-Punta Raisi. Analogamente lo scalo di Comiso potrebbe essere aggregato al polo orientale facendo capo a Catania-Fontana Rossa. Ciò supererebbe eventuali concorrenze territoriali e conseguenzi veti incrociati, consentendo peraltro una notevole riduzione dei costi di gestione e una più attenta e organica pianificazione dei voli in relazione alle esigenze del territorio siciliano. Abbiamo ascoltato, conclude il presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola, le dichiarazioni del ministro Salvini in occasione dell'interessante convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, rilevando nelle sue parole una timida volontà politica di realizzare l'importante infrastruttura a servizio della Sicilia centro-meridionale che, a mio avviso, può trasformarsi in una decisa volontà politica solo a fronte di una forte condivisione del progetto nel contesto sociopolitico regionale e soprattutto agrigentino. Ecco perché gli architetti sono pronti a sostenere e supportare le attività del Comitato Civico per l'Aeroporto, del Cartello Sociale, delle categorie produttive, della rete delle professioni tecniche, delle varie componenti della società civile e dei parlamentari impegnati nella realizzazione dell'infrastruttura, a prescindere dai rispettivi colori politici.